Grazie. Allora, bisognerebbe precisare due cose importanti su quello che prima hai espresso tu. Allora, una data fondamentale in Italia è il 1981, dove con una semplice lettera tra Andreatta e Ciampi ci fu la separazione della Banca d'Italia da quello che era il Ministero del Tesoro. La norma che tu hai citato in questo momento non è una norma dettata dal governo italiano, ma è una norma dettata dall'accordo europeo fatto in commissione, nemmeno dal Parlamento europeo, ma in commissione da alcuni soggetti non eletti, su indirizzo della BCE. Perché la Banca d'Italia attualmente non è dello Stato italiano, non è di noi, ma è privata. La BCE a sua volta non è della Comunità Europea, ma anche essa è un ente privato. Bisogna precisare queste cose che sono molto importanti. Quindi chiunque sia, chiunque ci sia, chiunque domani mattina verrà eletto a governare il Paese Italia non avrà i poteri necessari per tutelare tutti noi. Questo è da mettercelo in testa. Per quale motivo? Uno, perché ci sono degli interessi che vanno al di là, una volta che sono stati firmati i trattati internazionali, i trattati europei, che vanno al di là e hanno azzerato quello che è la sovranità di uno Stato. Questo vale per l'Italia, per la Spagna, per la Francia, per la Grecia, per il Portogallo e quant'altro. Quindi, quando noi sentiamo i nostri ministri o chi governa, di qualunque colore esso sia, che ci vengono a dire delle cose, sappiamo che mentono sapendo di mentire. Ecco, partiamo da questo scambio. Quindi, cosa può servire in una situazione come questa, dove la crisi c'è e sta mordendo tutti, dove non è vero che c'è ripresa, perché vi do un dato, nella provincia di Padova i fallimenti immobiliari sono nell'anno 2015 cresciuti, fallimenti immobiliari del 300%. Settore immobiliare vuol dire edilizia. E se l'edilizia, e qualcuno di voi che ha qualche anno più di me lo sa benissimo, se l'edilizia va in crisi in un paese, va in crisi quasi tutto il paese, perché poi dietro l'edilizia c'è tutta una serie di cose molto importanti. Questa è la parte importante. Sulle banche parlerà lui, che è più bravo di me. Ne avrei da dire sulle banche, sul fatto che le banche dal 1981 in poi agli imprenditori gli hanno offerto i titoli di Stato di allora, che erano al 16% di interessi, perché guadagnavano subito, presto, con quelli, e invece di investire nelle proprie aziende per andare a innovarsi, era più facile con un pezzo di carta guadagnare un 16% senza avere nessun rischio in quel momento. Poi i titoli di Stato, cominciando con l'ultimo governo Andreotti, hanno cominciato a scendere e non erano più al 16%, ma gli interessi calavano. Allora gli stessi banchieri di allora, che hanno sfruttato la questione della privatizzazione della Banca d'Italia, quindi andare a comprare i titoli, mettendoli sul mercato, ritardando l'acquisto, e lo Stato era costretto a aumentare l'interesse per farli acquistare, indebitando noi di conseguenza. Questa, con una serie di manovre economiche, questo rendimento scende, va al di sotto del 4,5%. Allora non era più conveniente, perché questi avevano promesso a questi imprenditori, grossi imprenditori, che avrebbero avuto una rendita del 10% sui soldi che investivano. Allora hanno investito nella finanza. La prima bolla speculativa scoppia alla fine degli anni 90 con i titoli tecnologici. Cosa sono i titoli tecnologici? Era internet e quant'altro, dove ne cito uno qualsiasi, Tiscali, partita che valeva 1.000 lire, a un certo punto è arrivata a valere 30.000, 40.000 lire un'azione, sapendo 60.000. Sì, io sto dicendo, cioè, siamo andati agli eccessi, partendo da da 1.270 lire quotate in borsa all'inizio. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che un'azienda che valeva 100 milioni di lire, e in borsa era quotata come un'azienda se valesse 100 miliardi di lire. Cioè la questione era proporzionata. Oggi cosa abbiamo noi? Anche oggi le borse hanno perso,
ma hanno perso per un semplice, cioè, ci sono dei, qui entriamo nella macroeconomia che non vorrei stare qua a tediarvi, vorrei parlare di fiscalità, vorrei parlare di altre cose. Le borse in questo momento sono soprastimate, faccio un esempio della borsa di Shanghai del 140% rispetto al suo valore reale e la borsa italiana del 73% rispetto al suo valore reale, cioè dovrebbe scendere il 73% per entrare in linea con i valori reali di economia reale, cioè dell'economia di produzione, cioè in base all'economia di produzione quella borsa deve scendere il 73%, vuol dire che se scende il 73% c'è un dato molto importante, che è il dato dei strutturati derivati soprani, quella carta che non ha valore, che è una carta convenzionale, che vale 54 volte il PIL mondiale. Facciamo un esempio, se il PIL mondiale vale 1000, questo vale 54 volte 1000, che sono 54.000, se il 10% di questo 54.000 dovesse domani mattina non essere pagato, noi avremo una crisi mondiale dalle 5 alle 7 volte del 29, la grande recessione che tutti raccontano, la crisi del 29, sarebbe superiore di almeno dalle 5 alle 7 volte. Vuol dire che tutto il mondo si ferma, cioè il pianeta Terra si ferma. C'è un altro dato molto importante che tanti giornali non lo dicono, che molti paesi emergenti hanno falsificato i bilanci statali. Uno di questi, il più importante, uno di questi molto importante, è il Brasile. Il Brasile in questo momento dal Fondo Monetario Internazionale è sotto osservazione perché il bilancio del Brasile è falso e non per questo il presidente brasiliano è sotto inchiesta perché hanno falsificato i bilanci, così come la Cina, così come l'India, così come tanti altri stati. Il caso più eclatante in Europa è stata la Grecia, Cipro prima e la Grecia poi, sempre avvalorando come advisor, cioè come controllore, voglio parlare italiano perché l'inglese mi sta sulle scatole, sono in Italia. Il controllore di questo, chi certificava questo bilancio si chiamava Goldman Sachs, la quale Goldman Sachs oggi sta perdendo il 40% del valore dei suoi titoli, perché a sua volta la Goldman Sachs, a banca d'affari, ha finanziato i petrolieri a comprare il petrolio quando era a $70 il barile, oggi è a 28 e questi devono avere i soldi indietro perché altrimenti questi non riescono a dare interessi a chi ha dato i soldi a loro. E questo è il meccanismo, c'è il cane che si morde la coda su questo. Allora, noi di Confapi, piccoli e medi imprenditori, le api industrie d'Italia, abbiamo presentato delle proposte anche. Qualsiasi governo, partendo da Berlusconi a Monti, a Letta, adesso Renzi, non ci hanno ascoltati, anzi ci hanno massacrati. Ora io ho chiesto di avere con la lavagna perché vi faccio anche delle domande poi. Perché ci hanno massacrati? Perché nonostante tutto, nonostante tutte le avversità che la comunità europea ci ha messo sulle costole ai cittadini di ogni paese d'Europa, parliamo dell'Italia soprattutto, è quella di massacrare la piccola e media impresa, l'artigiano, il commerciante, l'agricoltore, perché nonostante tutto, nonostante le tasse, nonostante la pressione fiscale, nonostante i tagli poi ai servizi sociali, nonostante questo, l'italiano sta in piedi. E questi a Bruxelles, che capita che qualche volta ci vado, a Bruxelles dicono: ma come fanno a stare in piedi questi se ne abbiamo tagliato tutto l'ossigeno? No, si sono accorti che l'italiano è il più grande risparmiatore al mondo. Cioè noi abbiamo il risparmio più grande del mondo. Abbiamo la seconda riserva aurea che con un codice, ci hanno messo il segreto di Stato, non sappiamo più se quell'oro è nostro, perché quell'oro era nostro. Ricordatevelo bene, noi siamo dopo gli Stati Uniti, avevamo superato la Germania, avevamo superato il Sudafrica come riservabile. Quella era roba nostra, pezzo di metallo giallo era nostra. Bene, col governo Dini fu messo un segreto di Stato dove non possiamo andare a chiedere di chi è, dov'è sto oro. Sappiamo che in America una parte della parte, non sappiamo quanto. Questo è il debito pubblico, anche se cresce abbiamo un risparmio privato che fa da contrappeso. Renzi
Renzi, devo dirlo, l'anno scorso, a marzo del 2015, vende a una società cinese, a sua volta questa società cinese controllata dalla Banca Centrale Cinese, il 20% della società che controlla la Cassa Depositi e Prestiti. La Cassa Depositi e Prestiti è il cavò del risparmio italiano. Da mungere. Bravissimo. Per quanti soldi l'ha venduto? Gli servivano 2 miliardi, l'ha venduto per 2 miliardi. Cioè, ai cinesi abbiamo dato una parte del nostro risparmio. Il bail-in non è altro che fregare l'ultima parte di risparmio che gli italiani hanno. Tutto lì. Mi puoi rispondere tu al Presidente, perché mi dici magari vai fuori, però senza E cosa il bail-in è questo? Perché in effetti questo governo, se voi avete visto, non è uscito il decreto per i rimborsi per quelli che sono stati frodati, truffati, ingannati, massacrati da veri criminali. Vedi Banca Etruria, vedi la Chiari Ferrara, vedi la Chiari Marche, la Carichietti, quant'altro, cioè la stessa Popolare di Vicenza, lo stesso Veneto Banca. C'è una banca del BCC che ha venduto l'idea ai suoi soci che associarsi a una banca romana era il salvataggio del territorio. Non è niente vero, perché questi avevano, se hanno le azioni in pacchetti in mano da 100 euro, domani si trovano a 50, perché ci sono tutta una serie di debiti da mettere in conto nei bilanci. Ma la cosa più grave, e qui ci dobbiamo indignare tutti perché siamo noi Stato, la cosa più grave è che nei bilanci delle banche dicono perdita, ma non spiegano cos'è la perdita. La perdita non è il mutuo del povero operaio che non riesce a pagare, o il prestito dell'artigiano o del piccolo imprenditore che non riesce a pagare. La grande perdita sta in tutta quella finanza strutturata che le banche hanno fatto e che le banche hanno investito, su quello hanno investito, e che non riescono a incassare. Quella è la perdita. Valore 100, oggi 30, hanno perso 70. Quindi se le azioni della Popolare di Vicenza erano quotate, faccio un esempio, 50, devi calcolare 7% di 35, leva via 35 euro, e la sua quotazione quant'è? 15 euro, 16 euro, 17, 18. Finché non verrà quotato in borsa. Finché non verrà, quando verrà quotato in borsa ci sarà un altro giochetto che stanno facendo i grandi, infatti ne parlavo con lui a casa mia. Ci sono dei fondi, delle banche di investimento, cosa fanno? Vanno ai grossi fondi di investimento, anche pensionistici, e gli dicono prestami delle azioni. Gli prestano le azioni non pagandole, le azioni sono, faccio l'esempio, a quota 50, gliele danno che valgono 50, nel momento in cui gliene hanno dato li mettono sul mercato, l'azione si va a crearsi una grossa svalutazione. Passata la booleana 2 o 3 giorni di svalutazione di borsa, quelle azioni varranno 20, loro vanno là, bene, adesso te le compro a 20. Ma attenzione, su questo passaggio ci guadagna chi ha preso le azioni in prestito, ma anche chi gliele ha date, perché su queste transazioni, che poi alla fine chi è che paga è il piccolo investitore, quello che ha fatto il fondo pensione, quello che ha fatto il fondo assicurativo e quant'altro. Questi sono quelli che vanno a pagare. Però volevo parlare di un'altra cosa, se posso andare là, perché voglio parlare invece di... No, ma mi sento lo stesso senza la ricordo. Mi faccio sentire. Cioè, io vorrei parlare invece di economia del nostro paese. L'economia del nostro paese ha delle potenzialità ancora oggi molto grandi. Noi, con tutte le disgrazie che abbiamo, siamo il paese che ci invidiano in tutto il mondo, perché siamo i migliori trasformisti della materia prima. Però c'è un problema, c'è. Noi viviamo su uno Stato che si divide in due. Noi qua abbiamo questo, però lo Stato viene diviso in due. Da una parte ci stanno delle categorie, dall'altra ci stanno delle altre. Ora io vi dico, qui ci stanno gli oppressi. E ve lo dico con molta... E qui ci stanno gli oppressori. Adesso voglio chiedere a voi chi sono gli oppressi e chi sono gli oppressori.
Voi che dovete dirmi? Chi sono gli oppressi, chi sono gli oppressori? Le categorie degli oppressi, quali sono? Operai, va bene, mettiamo gli operai. Mettiamo operai. Poi? Artigiani. Non tutti. Dopo? Pensionati? Mettiamo i pensionati? Mettiamo i pensionati. Non tutti. Ti sto dicendo non tutti. Perché anche il giovane oggi, sai cosa vuole il giovane oggi? Te lo dico subito, guadagnare subito in fretta e senza far niente. La maggior parte dei giovani. Operai, artigiani, pensionati. Poi piccole e medie imprese. Ci sono? Partite IVA, no? Piccole e medie imprese. Partite IVA, liberi professionisti, mettiamo. Commercianti? Ci sono? Commercianti. Però mettiamo anche chi lavora sotto lo Stato. Gli operatori sanitari che subiscono tagli dalla mattina alla sera e aumentano la durata di lavoro. Questi sono oppressi, cioè io se faccio un contratto con lei lo devo rispettare il contratto. Io Stato, che faccio quello che voglio, faccio il contratto con lei quando inizia a lavorare, ma non lo rispetto. Perché la manderò, quando lei ha iniziato a lavorare con questo contratto andava in pensione a 62 anni. Cambio in corso d'opera. Cosa succede? Che se io faccio questo, lei mi può citare in tribunale e vengo condannato perché non può fare modifiche di contratto a meno che le due parti non siano d'accordo, tanto per essere chiaro. Allora mettiamo lavoratori sanitari, ma poi chi ci sono? Lavoratori del servizio di sicurezza, polizia, carabinieri, finanza, pompieri. Mettiamo lavoratori, sicurezza, eccetera, eccetera. Dica? Per fare prima, metta pure livelli non dirigenziali del primo impiego. Va bene, ma a me piace elencarli perché non tutti capiscono chi sono o non chi sono, piace elencarli. Poi altro, di qua chi è che ci sono? Chi è che opprime tutta questa gente qua? Diciamo dei livelli dirigenziali del primo impiego. No, perché anche loro sono oppressi, perché rispondono degli ordini, se lo ricordi bene. Allora partiamo, lo dico subito, partiamo i burocrati. Questi sono sopra. Poi banche. Poi assicurazioni. Poi politici, bravo. Poi operatori economici in oligopolio. Finanza. Poi i media. Poi bravo, enti statali, che sono Equitalia, INPS, INAIL e quant'altro, Agenzia delle Entrate. Bene, tiriamo la riga, perché altrimenti questo sono il 92% della popolazione italiana. Questi sono l'8%. Questo è il dato che ci deve preoccupare. Perché noi, che siamo il 92%, non abbiamo il coraggio e la capacità di metterci insieme e di dire stop all'8%. Questo è il problema. Qui è un problema. Perché se io vado al bar in qualsiasi paese e parliamo di qualsiasi cosa che vogliamo parlare, di economia, di quant'altro, 5 persone, 5 idee diverse. Allora io dico, infatti c'è il presidente di Apindustria che me lo potrà dire, vado in giro a dire, troviamo un punto qua, uno, che possa mettere tutti d'accordo. No, è il sistema fiscale di un paese che è come il sangue che lei ha nelle vene del corpo. Senza sangue il suo cuore non batte, il suo corpo muore. È la linfa di un paese, è la linfa di un corpo. Il sistema fiscale, perché il sistema fiscale sono le entrate di un paese, è l'articolo 53 della Costituzione italiana, che è un articolo molto importante, che dice che chiunque calpesti il suolo italiano deve pagare in base alla sua reale capacità contributiva. Bravissimo.
Allora, vogliamo applicare l'articolo 53 della Costituzione? È del fisco. Poi possiamo parlare di famiglie, perché qui ad esempio ci sono le famiglie che sono bistrattate, perché ha più vantaggi 2 persone che non hanno figli, vedi decreto 80 euro di Renzi. Se una persona invece è un monoloavoratore, c'è un monoreddito su una famiglia con padre, moglie e 2 figli a carico, gli 80 euro in quel decreto non li avrebbe presi, e noi abbiamo fatto una guerra affinché poi glieli hanno concessi. Se noi imprenditori, neanche i sindacati l'hanno fatta la guerra per i suoi iscritti. Ecco. Avevamo fatto la guerra per i pensionati con una pensione bassa, avevamo fatto la guerra anche per quelli che avevano un part-time, che erano bassi, cioè redditi bassi. Hanno detto di no perché non c'era capienza IRPEF. Allora si parla sempre di fiscalità. Allora cosa voglio dire? Se vogliamo partire dalla fiscalità, oggi, se non sbaglio, abbiamo una fiscalità che fa un prelievo sul lordo. Cosa vuol dire? Se noi abbiamo 1000 euro di lordo, 1000 di lordo, la pressione è pari attualmente al 71%, 710 euro vengono prelevati su questo. Vuol dire che noi leviamo dal circolo di economia reale, di investimento, il 70%. Di conseguenza, se lei ha 2 soldi in banca, se li va a prendere, l'artigiano se non riesce a pagare le tasse deve chiudere e via, e c'è il fallimento. Noi di Api Industria cosa abbiamo detto? Facciamo la fiscalità sulla deduzione o detrazione. Cosa vuol dire questo? Ho 1000 di lordo, sottraggo, faccio meno 40% imponibili di spesa, la differenza la vado a tassare. La tassazione deve essere a 4 scaglioni, che parte da 0, poi va a 15, va a 18, 23 al massimo, questa non la contiamo, 1, 2, 3, al massimo un 33%. In base a quello che le va. Questo cosa permette? Permette 2 cose molto importanti: combattere l'evasione fiscale, che sa, tutti i giorni dicono evasione fiscale, e la corruzione. Rintrodurre le esattorie locali, non più Equitalia, fare una moratoria, perché Equitalia ad esempio non riesce a incassare 540 miliardi di euro, non incassa, e mai lo incasserà. Ma addirittura ha detto del 20%. 540, esatto, 540 miliardi di euro a Equitalia non incasserà mai, però sono a bilancio dello Stato, perché poi deve essere depositato alla Comunità Europea come debiti esigibili, ma hanno bilancio attivo. Cioè anche lo Stato italiano ha il bilancio falso. Però se io come azienda, o lui come azienda, o qualcuno di voi che ha un'azienda fa falso il bilancio, è perseguito. Questo è. Quindi se noi abbiamo un punto, noi cittadini, cioè il 92% ha un punto di svolta, è qua. Poi possiamo parlare di indipendenza media, ognuno può avere le sue idee, può avere tutto quello che è, ma se noi cittadini non lavoriamo per far star bene i nostri figli e i nostri nipoti, noi oggi, perché qua non vedo tanti giovani, ne vedo una nei fondo, e poi più o meno la mia età, insomma. Tanto per essere chiari, un ragazzo qua, ecco, se noi non ci impegniamo a far sì che questa venga portata avanti, discutendo anche nei paesi piccoli, ricordatevi che le grandi rivoluzioni sono partite dai paesi piccoli, non dalle città,
poi le città sono state, si sono poi aggregate. Se noi non partiamo da questo, che non è una rivoluzione, è una presa di coscienza, che è diverso. Se lei è in pensione, è giusto che lei ogni mese, ogni volta che va a prendere la pensione c'ha €1 di meno? O qualcosa di meno? Oppure non è stata rivalutata e lei non può prendere i soldi? Ma se lei sbaglia alle 7:30 domani mattina gli arriva a casa la lettera di agenzia delle entrate che è sbagliata e se non lo paga poi gli arriva a casa Equitalia e se ha sbagliato €100 ne deve pagare 250? È corretto? È corretto secondo me? Ecco, queste sono le cose che dobbiamo vedere. Poi possiamo parlare di banche, possiamo parlare dei ladri legalizzati. Non è che ce l'ha a reclamare, Non è questione di reclamare, non è questione di reclamare, è questione che per mettersi uniti. allora, è questione che se su un comune, e io faccio un esempio, se su un comune parte una raccolta di firme per questa cosa qui, che non è detto che bisogna fare chissà che cosa, come detto, no, se qua dal comune di Merlano, faccio un esempio, 1000 persone dicono vogliamo questo, a Casale altre 1000 vogliono questo, Montagnana 2000, e via di seguito, anche se non viene ufficializzato, si crea un movimento di opinione, di protesta, che questo è molto importante. E allora quando arriverà il politico di turno a chiedere il voto, gli si dice no, non te lo do, ma non vai a casa, che sia 5 stelle, 7 lune, 24 soli, bianchi, verdi, rossi e gialli, no, perché tu sei andato lì e non hai fatto i miei interessi. Questo qua non si è arrivato mai. Ma perché non si arriva? E io lo spiego subito. La popolazione non Perché l'8%, no, perché l'8% ha la forza economica in mano di dividerci. È un casino. No, Anche le tasse nelle bollette sono anticostituzionali. bravissima. Perché bisogna pagare Ad esempio le lei paga l'IVA sulla tassa, che non è costituzionale. Ma poi vanno pagati in proporzione al reddito. Mia mamma che ha 540 euro di pensione mica tiene conto la tassa sulla Allora le dico, esatto signora, le dico una cosa più importante. In Inghilterra nel 1300, dal 1100 al 1300, fino a quasi al 1600 poi è arrivato, c'era una legge che quando uno era povero non pagava le tasse. Era povero, non pagava le tasse, non poteva pagare. Poi con l'avvento di alcuni economisti, Riccardo Malthus, gente che qui noi stiamo portando avanti questa politica in Europa, politica economica, hanno detto altre cose, cioè se tu non sei in grado di vivere con quello che ti dà il mercato, devi emigrare. Ma nel 1800 si poteva andare in America, era da conquistare l'America, in Australia, si poteva andare in Brasile, in Argentina. Questa era la teoria. Riccardo diceva che prima di spendere devi risparmiare, ma se io non incasso come faccio a risparmiare? È questo. Cioè se io non lavoro, ditemi come risparmio. La stessa cosa il Paese Italia, dicono no, tu devi risparmiare, poi puoi spendere. Allora i servizi essenziali vengono tagliati, non c'è il turnover nella pubblica amministrazione, non c'è il turnover, vengono eliminati alcuni servizi molto importanti, la scuola viene fatta come viene fatta, raccontando favole, tagliamo i servizi, taglia, vuol dire che noi come società, come welfare, diventiamo un welfare privato, cioè io pago l'INPS, però devo pagare nello stesso tempo un'assicurazione privata se voglio farmi curare. Pago l'INPS, ma se voglio avere una pensione devo affidarmi, pregando il Signore, a un fondo pensione, e qua dopo lui ne parlerà meglio, a un fondo pensione, sperando che anche il fondo pensione non vada a investire in titoli tossici, perché altrimenti quando arriverà la pensione nemmeno quelli avrò. O sbaglio, professore? Grazie. Voglio dire, questo è. E su queste cose qua noi di Api Industria, piccoli e medi imprenditori che siamo bastonati la mattina e la sera e a volte parliamo anche con gli artigiani, parliamo con i commercianti, questa è la situazione. A Padova c'è una moria di anno in anno di circa un 22-23% di negozi. La grande distribuzione, se lei vai al centro commerciale, c'è lo scontrino che non è fiscale. Non è fiscale. Perché hanno un accordo con l'Agenzia delle Entrate.
dicono loro. Io ti pago quest'anno tot perché prevedo tot di incasso. Mettiamo, ti pago per 1000,